si sente niente qua. Allora, intanto buonasera, Ari, buonasera. Ci tenevo che a modo vostro deste il benvenuto. Dove cazzo stai andando? Questa non era preparata. Ormai facciamo anche il cabaret. No, è che il freddo stuzzica la... Ok, date il benvenuto a Gigi Cametta. Salutate Gino Marielli da parte mia. Per noi funziona in un modo sempre strano, perché già facendo il lavoro che facciamo noi non siamo quelli capaci di stare in mezzo al mondo. Noi siamo quelli che hanno bisogno sempre di uno stimolo, di una spinta, di una visione. Siamo fatti così, ci siamo nati così, non ce lo siamo né preposti né ci abbiamo pensato prima, ci siamo ritrovati ad essere così. Il che non è una cosa molto semplice, perché quando ci si trova da ragazzini, da bambini, a dover combattere col tuo desiderio di voler suonare o di voler in qualche modo interagire con la gente o lasciare il tuo messaggio alle persone che ti vengono fortunatamente ad ascoltare, non è per niente scontato, così come non è scontata tutta la vostra presenza qui stasera. E noi in qualche modo quello che noi cerchiamo di fare ogni anno è inventarci qualcosa di nuovo per quello che riusciamo a fare, ma più che altro non tanto perché noi abbiamo voglia di creare qualcosa di nuovo, ma noi sentiamo sempre il desiderio di voler ringraziare le persone che a distanza di così tanto tempo e a distanza di così tante vicissitudini artistiche e non, che Itazenda sono riusciti in qualche modo ad abbattere questo tipo di barriere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare ogni anno, reinventando una scaletta, un repertorio, un arrangiamento, dei video, questo lo facciamo solo ed esclusivamente per voi che ci venite ad ascoltare e che ci volete ancora bene così. Questo spettacolo è molto divertente, molto strano, perché ci dà la scusa di poter fare un po' a modo nostro. Certo, dobbiamo seguire un filo, e questo filo riguarda un po' le origini di ognuno di noi. Gigi ricordava quali erano le sue origini intellettuali del rock and roll. Ognuno di noi ha le proprie. E allora quando si mette insieme una formazione come la nostra è inevitabile dover tenere in considerazione alcune differenze generazionali. Ma mentre la differenza sta unicamente che loro, quando erano ragazzini, ascoltavano i Beatles, i Rolling Stones, gli Who, i Led Zeppelin, piuttosto che i nostri De André Fossati, Mia Martini, Venditti, Dalla. La differenza è che io ho qualcosa in più rispetto a loro due, che io ascoltavo Itazenda quando ero ragazzino. Quanti di voi ascoltavano Itazenda da ragazzini? Non abbiate paura, lassù nessuno. Fateci vedere queste mani, non vi preoccupate, non vi prendo di mira. Tutti a parte questa striscia qua di gente. Che delusione. Ah, eccoli. Allora, no, ma quindi se voi siete d'accordo, visto che questo sarà uno spettacolo itinerante, laddove noi ogni sera ospiteremo qualcuno che per noi ha avuto una enorme rilevanza artistica, soprattutto quelli di terra nostra e di casa nostra. Se voi siete d'accordo, io dedicherei una di queste serate
e inviterei come ospiti i Tazenda. Scherzi a parte, il fatto è che proprio stando insieme abbiamo scoperto che i grandi cantanti, i grandi autori, i grandi cantautori sono grandi e basta, punto. Non c'è né che questo è più della mia generazione, quell'altro è più della tua, no. Sono tutti grandi e come tali resteranno. E le barriere del tempo, nelle generazioni, oramai quando si parla di arte, non esistono più. Ed è stata veramente un'enorme e bellissima scoperta. Sapere che al di là delle nostre differenze generazionali amiamo gli stessi artisti, gli stessi cantautori e gli stessi scrittori. Ed è soprattutto ciò che in questo momento ci tiene uniti e saldati come le labbra di un'ostrica. Grazie. E noi faremo il massimo il possibile per mettervi a vostro agio. Dovete solo che cantare con noi e fare chiasso per noi, in qualsiasi modo lo riteniate opportuno. Il mare la sua splendida corazza conserva la sua storia nella terra, concedi un ballo solo a chi sa amarla. Preferisco in abiti d'autunno
che m'ha dato tanto. Grazie. Questa canzone l'abbiamo presa in prestito da un nostro grandissimo amico. Lui ne faceva una versione meravigliosa. Gracias a la vida è una canzone di una cantautrice poetessa cilena, Violeta Parra, ed è stata una canzone che ha avuto un successo mondiale ed è stata cantata dai più grandi interpreti di tutto il mondo. Andrea ne faceva una versione particolare, unica. Amava tanto questa canzone, la riteneva un po' il non poter riposare della musica sudamericana, e lui l'ha cantata fino alla fine, nonostante il testo, fino alla fine, nel suo ultimissimo concerto all'Anfiteatro Romano di Cagliari, dove eravamo presenti anche noi. Ne fece una versione, la sua ultima versione, ringraziando la vita, pur sapendo che da lì a 18 giorni la vita l'avrebbe abbandonato. Grazie alla vita e grazie ad Andrea, sempre con noi. Grazie, adesso tocca a me andare a scavare un po' nei ricordi per tirare fuori quel qualcosa che poi sarà il nostro fil rouge per arrivare al quid. Allora, quando ero bambino anch'io, come loro, quando avevo 12 anni, non so se tra di voi c'è qualcuno che ha usufruito del beneficio di andare in colonia, in continente, con l'Empas. C'era quest'ente. Se i genitori lavoravano all'Empas, erano iscritti all'Empas, i figli andavano gratis in colonia. Io sono rientrato in questa categoria e sono uscito per la prima volta dalla Sardegna, quindi con la nave. Sono andato un anno a Anzio e 2 anni a Spoleto. A Spoleto, in Umbria, un posto bellissimo, c'era un'usanza, era come se fossimo dei piccoli militari, no? Nella colonia, in montagna. La mattina si faceva l'alzabandiera con tutti i riti italiani, le cose come se fossimo un esercito, e la sera la maina bandiera. E poi eravamo divisi nelle varie città, nelle varie regioni, e ognuno, dopo aver cantato Fratelli d'Italia e detto tutte quelle cose da manifestazione della Repubblica, si faceva cantare i ragazzi, ognuno, le maestre istruivano i ragazzi e cantavano, quindi i napoletani cantavano qualcosa in napoletano, insomma gli altri in milanese. E poi cantavano i sardi, che i sardi si sa che quando vanno fuori cantano, è come se cantano. Comunque io sono sempre vissuto a Sassari, ma sono gallurese, quindi le mie lingue principali, oltre all'italiano, l'inglese, lo spagnolo, il tedesco e il cinese, sono il bitese lo sto studiando. A parte gli scherzi, sono il gallurese e il sassarese, quindi a 12 anni io il barbaricino, il logudorese, il sardo non lo capivo. Le prime cose che ho sentito, che mi hanno affascinato senza capire niente, le cantavano proprio lì, e io dopo 2 giorni le avevo già imparate perché suonavo la chitarra. Una è una roba facilissima, cioè che voi conoscete, un gozos, ma io non capivo le parole, lo dicevano tipo e bobore quando si tocca prova l'area bademanna a una mano giù che s'aganna e assatterà su bischetto. Li vedi?